Vabbè, Kvara, e dai, ha fatto tutto perfetto! Politano, e che cazzo! Dai, amici bellini, dai! Mazzarri ha ascoltato, ha messo Mazzocchi, però lo ha messo a sinistra, il vice di Lorenzo. Dai, andiamo a vedere. Curiosissimo su Traoré, perché è proprio... cioè, 60 minuti massimo dall'inizio. Vabbè. Attenzione. Vai Traoré, fammi vedere. Bravo, cioè nel senso il difensore si è squagliato. Vai Kvara. Mannaggia. Guarda Mazzocchi. Reteghi, mamma mia Meret. Bravo Meret. Questo è proprio fatto che dice Mazzarri, Qua bisogna dare... Ostigard è bravo di testa, ma qua non è saltato proprio. Poi si può parlare, ma Nathan, bocciato, vabbè. Ah, non si è capito. Guarda, non ti addormentare. Chissà. Gesù, sto cross e Traoré stava diventando interessante. Vai Rachmani. Ragazzi. Chissà. L'ha parato il palo. Stanno facendo un sacco di errori loro. Dobbiamo punirli subito. Chissà, lascia il pallone. Politano non ci vede, ragazzi. Non gliela date la palla. Sta così con il sole. Allora, questa è una scusa perfetta per Mazzarri. Ma avevamo anche il sole contro. Dai, che stiamo giocando benino. Dai, è un buon inizio. Poi vi iscrivete al canale perché domani arriva l'analisi tattica. Con tutta calma. Questo se non era fuori gioco di Gudson. Contatto con Ostigard Reteghi. Si rischia. Anche Sao pallone. Maro Messias. Occhio. Bravo Lobotka. C'era il fuorigioco. Non c'era il fuorigioco. Lobo, attenzione. Aiutatemi. No. Meno male. Lobotka è un altro che dovrebbe riposare ogni tanto. Kvara, aiuto. Bravo Rachmani. Troppi errori, Prima gli errori loro, adesso gli errori nostri aumentano. Gudmundsson. Bravo Ostigard. E bel passaggio anche. Ah, qua arriva l'ammonizione per Ostigard. Aiuto. Meret. Seconda volta che Reteghi salta proprio facile. Bravo Simeone. Maronna, mi se gliela dai. Mamma mia, bravo il portiere del Genoa. Reteghi ancora. Signori, c'è equilibrio. Traoré, maronna mi. Thanks. Poi Traoré, il tiro a giro. Qua dovresti ammonirlo perché è il fallo in ritardo che ha avuto, insomma, che ha fatto Ostigard, e qua lo devi ammonire. Bravo Kvara. L'ammonizione a Kvara per proteste. Dai, finiamola. Bravo Mazzocchi, vai. È andato a vuoto il portiere. Dai Di Lorenzo, mettila bene. Bravo. Mannaggia. Vabbè, i like, anche perché voi già avete visto il commento, perché questo arriva dopo, quindi il commento alla partita finale l'avete visto. I like servono lo stesso, perché mo magari secondo tempo puliamo un po' le azioni da gol. Scamatissimo il cambio di Nathan con l'ammonito Ostigard, no? Proprio claro, tutti quanti stavano pensando adesso magari metti una punta. No. Attenzione al cartellino giallo. Io insisto, anche dopo aver visto il primo tempo di Traoré, aveva più senso metterlo fresco quando gli altri erano un pochino più affaticati, perché non è male, funziona, può funzionare da mezzala, però ovviamente adesso lo devi togliere e quindi è un altro cambio che hai sprecato. Nell'idea di Mazzarri c'era: faccio il gol, metto Cajuste, non lo faccio, magari metto Lindstrom, è leggibile la cosa. Però Reteghi solo lui. Nathan, aiutatemi, eccolo là! Assist di Nathan. La marcatura di Nathan è così larga che quando poi mette il piedino, mamma mia. Prendiamo gol da chiunque. Siamo vulnerabili, siamo attaccabili, siamo fragili mentalmente. Aiutatemi. Kvara, che bellezza. E qua devi ammonire. Signori, voi vi siete resi conto che il Torino ha vinto, vero? L'altro ieri. Resi conto che la Serie A è ancora a 20 squadre, quindi se tu sei decimo poi dopo
c'è la parte destra della classifica che ti attende se non stai attento. È un miracolo che ancora c'è gente che si iscrive al canale, che vuole seguire. È un vero miracolo. Sono veramente grato alla community, che da solo non ce la potrei mai fare. Non ce la posso fare. È arrivata la munizione a Di Lorenzo a Safamaron. Ne salta una finalmente. Vabbè, Kvara, e dai, ha fatto tutto perfetto. Politano, e che cacchio! Kvara sta scattando tutta la squadra, nessuno che riesce a fare un tapin. Sto cambio manco arriva. Ma zocchio, dai. Mamma mia, mamma mia. Meno male che chi sta sbagliato passaggio è appena entrato Raspadori al posto di Simeo. Kvara se ne va in qualsiasi modo su quella fascia. Cioè, chissà pigliata una manata in faccia, fallo per loro. Gonfia la rete, segna per noi, Don Raffaele, prega per noi. Wow, belli, mai vista questa cosa. Proprio l'arbitro che dice palla, palla, e poi dà il fallo. Di Lorema, tira in porta, tirate in porta. Aiutatemi. Bella palla di Vitigna. Bravo Meret. Ok. La tenerezza di Mazzarri. 85esimo e 30 secondi. Proprio Mazzarri gli passa il quarto uomo davanti e lui fa tempo, non mi guarda proprio, vabbè. Proprio che tenerezza. Signori, che tenerezza. Lo esonerate voi. Lo esonerate voi che lo esaltavate e che dicevate è l'uomo giusto al momento giusto, conosce l'ambiente. Lo esonerate voi, non lo esonero io. Adesso lo esonerano quelli che dice hanno preso per il culo i tifosi. Non lo esonero io, lo esonerate voi. Kvara, mamma mia, sei l'unico. Sei l'unico che si è fatto un culo così. Allarga le braccia, raccomando. Meno male. Lindstrom, vediamo. Torna a mare. Dai Di Lorenzo. Gonghe! Sì! Ma viene un poco si sa da fare che se si deve buttare un'intera partita e poi fare la cosa finale. No. Gonghe mostra come un pazzo. Eccolo. Dai. Altro cross di Oliveira. Dai. Bravo Raspa. Alzati, non ce ne fottere. Ammonizione. Alzati e vai in aria. Gong. Dai Raspa. Lindstrom. No! Fallo qua, fallo, punizione. Non è il momento di fare la rissa. Conviene a loro. Lindstrom, knuckleball. Oh boh, non ti gira. Va bene, domani l'analisi tattica, se volete lasciare i like per il Napoli che reagisce, cuore Napoli che non molla mai, fate voi, perché io devo fare il commento a caldo che sta dall'altra parte.